Eleonora, buongiorno, grazie mille per essere nostra ospite. Siamo qui fondamentalmente per parlare di un film, Evelyn tra le nuvole, di cui sei protagonista e devo confessarti che a pochi minuti dall'inizio del film io ho pensato, ma Sofia vive la vita che vorrei, perché il tuo personaggio ha una grandissima fortuna, vive immersa nella natura e vive a contatto, lavora con la natura. È qualcosa che io forse anche questi anni di pandemia hanno fatto, non so, venire a galla, ma sento proprio il desiderio di vivere una vita così. Per te entrare nei panni di questa donna che ha deciso appunto di concedersi questo lusso che io considero tale, com'è stato? Allora, guarda, intanto, insomma, grazie per questa condivisione perché sulla cosa natura, proprio sulla campagna, sul vivere in campagna, anch'io ho fatto i miei ragionamenti, anche in pandemia, perché devi sapere che io vengo proprio invece dalla campagna, Ok. io vengo proprio dalla campagna di Reggio Emilia, da un Mhm, paesino che si chiama Canali e io sono proprio cresciuta in un prato immenso con la vigna, con i conigli, le galline, cioè io ho proprio vissuto un'infanzia molto rurale mhm, e quindi Sofia per me in realtà non è stata una scoperta quanto più una riscoperta, mhm, perché non solo ritornavo diciamo così in campagna, ma nella mia campagna, perché mhm, appunto tutto il film è girato a Castelnuovo Monti, che è comunque in provincia di Reggio Emilia, e mi ricordo per esempio, ho avuto la sensazione di cui tu parlavi in un momento prima di girare una scena in cui io dovevo sbucare l'angolo, quindi mi dovevo prima nascondere mhm, in mezzo al prato, fondamentalmente, no? E quel nascondermi in mezzo a quel prato lì sarà stato il profumo dell'erba, il fieno che c'era vicino, però mi ha fatto proprio venire un po' alla Madeleine, no? Mi ha fatto mhm. venire in mente la mia infanzia passata nei campi. Io ritengo che quello di Sofia sia un lusso, ma anche un sacrificio. Io personalmente adoro le città. Devo dire la Mhm, verità, cioè a me piace il casino, mi piace stare immersa nella velocità della mhm, città, quindi sono più proiettata per adesso ancora, diciamo, a godermi la confusione. Adesso sono a Roma di Roma, ma io vivo a Milano, quindi insomma mhm. sono abbastanza le mie due città di riferimento, anche perché io credo di avere quel lusso che Sofia invece ha deciso come stile di vita. Il mio lusso è che se ho voglia, diciamo così, di tornare un po' in campagna, vado dai miei genitori che vivono ancora nella Mhm. mia casa d'infanzia e quindi lì c'è la possibilità di fare un momento di villeggiatura campagnola, quindi questo è il lusso che io mi concedo, cioè prendere magari a volte qualche respiro da Milano o da altre città e tornare a casa e vivere un po' quella campagna, anche perché poi la campagna sembra sempre tutta bella Mhm. bucolica, gli uccellini, gli animali, ma è molto È faticoso vivere in vero. campagna. Cioè, c'è tanto lavoro da Mhm. fare e questo Sofia, secondo me, anche nella bellezza del borgo in cui vive, lo fa vedere perché comunque ci sono gli animali da curare. È un ritmo che non è il tuo, il ritmo devi Certo. sottostare al ritmo della natura. Quindi in realtà è anche un bel sacrificio, è una scelta di vita quella che fa Sofia. Ma infatti questa cosa qui che tu dici che appunto è un lusso ma anche un sacrificio, secondo me il film lo racconta molto bene perché noi vediamo il tuo personaggio che deve lavorare, cioè lei Sì, deve prendersi cura dei suoi animali, deve appunto gestire questo casale che è una sorta di Airbnb anche appunto sì, dove arrivano persone da tutto il mondo che hanno bisogno di staccare, no? Ed è una figura di imprenditrice a suo modo, credo che sia un personaggio molto sì. moderno che rappresenti proprio in realtà quello di cui parlavamo all'inizio, quella volontà, no, magari di tornare indietro, però mettendoci dentro anche una componente moderna che è fondamentale, perché ovviamente lo vediamo, questo film in realtà non è un film pro o contro, è un film che cerca di abbracciare, secondo me, Sì, quello che sì, siamo sì. È stati un e film quello che sull'equilibrio. siamo. Esatto, io credo che questa cosa qui sia molto bella, perché la regista Anna Di Francesca lo pone l'accento su questa cosa qui, l'importanza di trovare un equilibrio. Credo che questa è una cosa che dovremmo fare un pochino tutti nella vita, non sei d'accordo? Sì, assolutamente. Quello che dicevi della modernità di Sofia è molto vera perché proprio appunto durante la pandemia ci sono stati molti movimenti
movimenti di ritorno ai paesi di origine, di riscoperta Mhm. della necessità proprio di stare all'aria aperta in una condizione più di, appunto, di natura, di campagna. E anche il fattore imprenditoriale è molto moderno suo, quindi assolutamente è figlia del suo tempo, diciamo, Sofia. Per quanto riguarda l'equilibrio, è chiaro che lei detiene anche questi saperi antichi delle ricette e dei poteri delle erbe che le sono tramandati dalla madre e dalle amiche della madre. Il suo chiudersi, secondo me è molto bello il personaggio di Sofia, anche come l'ha scritto e l'ha visto Anna Di Francesca, perché è un, diciamo, il suo arco narrativo è un'evoluzione, una maturazione, Mhm. nel senso, e sia proprio a livello fisico, nel senso quello che dicevi tu, chiudersi nella natura o aprirsi alle nuove tecnologie, ma anche personale, cioè chiudersi all'altro, altro inteso come amore, come Mhm. incontro del diverso, oppure no. Quindi quell'equilibrio che tu dici è poi quello che dobbiamo fare tutti quando dobbiamo fare i conti con la realtà, con la necessità che abbiamo comunque degli altri e con la necessità di non chiudersi nel nostro orticello, per quanto bello, bucolico, tutto quello che vogliamo, però in realtà è sempre chiuso. Invece quello che racconta il film è che bisogna trovare una sinergia virtuosa tra, appunto, in questo caso nuove tecnologie e natura incontaminata, ma anche tra rimanere chiusi personalmente Mhm. nel proprio orticello e invece poi incontrare l'amore, diciamo. Certo, e un'altra cosa che io ho trovato molto bella di questo film è che è parlato, è tutto in dialetto fondamentalmente, c'è tanto dialetto e credo che sia fondamentale per i film e per le serie televisive riscoprire questa cosa qui. Lo stiamo vedendo in realtà in tantissime produzioni. Per te ritrovare il tuo dialetto, poter parlare nel tuo dialetto, è stato qualcosa che ti ha aiutato un pochino di più, ti ha permesso, non so, di essere un pochino più libera durante le riprese? Beh, guarda, secondo me il dialetto fa questo effetto a tutti, nel senso che ti senti più autentico. Se non è dialetto la tua cadenza, è chiaro che quando tu ti sposti sulla dizione c'è sempre qualcosa di un po' artificiale, Mhm. perché noi non parliamo in dizione nella vita di tutti i giorni, e quindi il dialetto già tira fuori un'autenticità diversa. A maggior ragione il dialetto emiliano ha secondo me, una piccola difficoltà in più, nel senso che è un dialetto, non è una lingua teatrale, cioè il napoletano Mhm. è una lingua teatrale, il veneto è una lingua teatrale, il romano è diventata la lingua del cinema, no? Invece l'emiliano ha sempre qualcosa di stonato, perché non siamo abituati a sentirlo e poi soprattutto quando lo sentiamo l'emiliano è sempre Cacciarone, Buontempone, viene Mhm. insomma dal dottore della commedia dell'arte, è sempre Certo. qualcuno di grasso che è buono. E invece in realtà a me piace lo scarto che si può essere incavolati, si può essere arrabbiati anche nel nostro Certo. dialetto, cioè ci sono tutte le sfumature, invece a volte c'è un po' lo stereotipo, no, dell'emiliano bonaccione che sta sempre bene e sta sempre a mangiare, insomma. Invece a me piace proprio un po' sdoganare, anche perché appunto è un po' stonato e a me questa Mhm. stonatura dà così tanta verità che a me piace molto, mi diverte. Quando l'ho visto ho detto, cioè, mi sono detta che bello. E poi parlarlo con alcuni dei personaggi dei cast con i quali io sono cresciuta, per esempio l'attore che fa mio fratello, Mhm. Marco Macceri, è proprio, cioè, lo conosco da quando io ho 14 anni, quindi cioè, ritrovarmelo sul set a fare mio fratello e poterci parlare in dialetto è stato proprio un cerco che si è Mhm. chiuso, ecco. C'è una frase che mi ha colpito del film, a un certo punto viene detto la comunicazione oggi è tutto, che è una grossa verità, solo che viviamo anche costantemente connessi, no? Questa continua connessione e comunicazione della quale siamo anche un po' vittime, a mio avviso, mi ha fatto riflettere di quello che sta succedendo in questi giorni in Francia, con la riforma delle pensioni, no? Mi sono ritrovata a fare un collegamento strano tra questo film e quello che ho sentito dire alla Botteri, che appunto per tutta la vita ci hanno detto che dovevamo lavorare, lavorare, lavorare e adesso ci stiamo invece rendendo conto che abbiamo bisogno anche del nostro spazio. Credi che sia proprio in atto una rivoluzione mentale? Perché
io personalmente mi trovo da un po' di tempo a questa parte a fare determinati pensieri, che il lavoro è meraviglioso. Io poi faccio un lavoro come te, facciamo un lavoro che amiamo, no? Siamo fortunate due volte a lavorare e a fare qualcosa che amiamo, però a volte diventa totalizzante e ti impedisce magari di concentrarti anche su altro o semplicemente su te stesso. È qualcosa che anche tu vivi. Io penso anche che cioè, comunicazione e connessione in realtà per me non sono proprio la stessa cosa. L'essere connessi non vuol dire poi in realtà comunicare, Mhm, secondo me. Cioè, la comunicazione richiede proprio quello che tu dici, secondo me, il tempo dello spazio dato all'altro mhm, e quindi anche una sorta di disposizione interna e di attenzione non al proprio ombelico, ma all'esterno, che è un po', secondo me, il fulcro anche di quello che succede in scena all'attore, cioè l'attore deve essere concentrato verso l'altro, verso il proprio partner di scena, non verso se stesso. Quindi secondo me, anzi, la connessione così vertiginosa che viviamo oggi, secondo me, anzi, a volte un po' interferisce con una comunicazione un po' più limpida, mi viene da dire. Io poi sono molto lenta, quindi a volte questa velocità, anche la velocità di avere sempre un'opinione, di avere sempre la risposta pronta, di avere sempre un punto di vista su un argomento, a volte anche molto complesso. Io mi trovo a volte molto spaesata perché avrei bisogno di pensarci molto di più mhm. alle cose. Quello che sento io è la nuova generazione, la generazione Z, ma anche quella dopo, i 2000, diciamo, ehm, loro sono cresciuti con questa cosa, che si può lavorare meno meglio, Mhm. fondamentalmente. Forse la mia generazione, adesso non so quanti anni hai tu, però i millennials forse sono gli ultimi che pensano Sì. che bisogna lavorare H24, altrimenti non sei bravo, Mhm. no? Ehm, io su di me ammetto che faccio un po' fatica a trovare, a ritagliarmi quello spazio lì, ma sono sempre stata una pippa in questo, cioè anche nello studio, cioè non riuscivo mai a avere dei momenti di pausa totale. A maggior ragione col lavoro che faccio io giuro che cioè, vorrei, ma non riesco, perché in realtà lo strumento della recitazione è l'essere umano, no? E quindi io non riesco proprio a staccare perché qualsiasi conversazione, anche la più leggera fatta con gli amici o una mostra che vai a vedere, un concerto che ascolti, cioè fa tutto parte di questo lavoro e Mhm. quindi io non riesco davvero, ho sempre come un basso continuo che mi fa dire, ah, bello questo, ah, guarda come si comporta poi la gente. Io ogni volta rimango stupita di dire, se fosse stato scritto, no, in una Mhm. sceneggiatura, questo credo tutti gli attori e le attrici, ah, questo se lo si scrive in una sceneggiatura sembrava una cosa assurda, invece guarda, la realtà Mhm. è molto più assurda della finzione. Quindi in realtà io purtroppo questo piccolo, cioè, piccolo grande pensiero di sottofondo ce l'ho sempre e non ho trovato ancora un antidoto a, guarda, cioè, proprio a fermare il criceto della testa, ecco, Sì. mettiamola così. E questo Ehm, è un mio grande problema, però ci sto lavorando, diciamo. Qualche settimana fa ho ascoltato Salvatore Esposito dire una cosa che ho trovato molto interessante. Lui diceva che se non fosse stato per la Comencini, Francesca Comencini, sul set di Gomorra, forse qualche sfumatura del suo personaggio non l'avrebbe potuta cogliere appieno. Ehm, Tu la vedi una differenza quando magari lavori con un regista uomo o un regista donna rispetto a proprio lo sguardo, alla sensibilità, oppure è qualcosa che secondo te non esiste? Cioè un regista è regista a prescindere, cioè riesce a far uscire dall'attore determinate emozioni e sfumature a prescindere dal genere. No, 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 non c'è a prescindere, ma come anche nella scrittura, nel senso, cioè, appunto, come diceva Eco, non c'è un grado zero, in quel caso della notizia, ma della scrittura non c'è un grado zero, come della regia non c'è un grado zero. Uno non può fare a meno di se stesso, cioè, purtroppo, per fortuna, uno parte sempre da se stesso. Quindi la differenza è la differenza di qualsiasi essere umano che è diverso dall'altro. Poi sì, io credo che ci sia uno sguardo diverso a maggior ragione sul femminile
da un occhio femminile, ma della regia, ma ancora prima nella Mhm. scrittura. Questo credo che sia ormai appurato, ma non solo sul femminile, ma anche sul non binarismo, sulla non abilismo, cioè nel senso ci sono tutte delle categorie che adesso stanno affacciando grazie insomma, ai Mhm. ragionamenti sull'inclusività, che hanno bisogno di uno sguardo che non sia quello, diciamo così, del maschio, bianco, eterosessuale, cisgender, cioè c'è bisogno di una pluralità di sguardi, ma questo non vuol dire che uno è peggio dell'altro, il punto è che ci devono essere tutti, Certo. perché tutti apportano qualcosa di diverso, non esiste non esiste il regista o la regista a prescindere, non può esistere secondo me. E negli ultimi 10 anni, sia in Europa che in America, moltissime registe finalmente hanno fatto dei passi in avanti, no? Abbiamo visto che anche addirittura blockbuster importantissimi, penso a Chloe Zhao che è entrata nel mondo della Marvel dopo l'Oscar per Nomadland. Ci sono delle registe o delle sceneggiatrici anche il cui lavoro apprezzi particolarmente. Ad esempio, io in questi anni ho amato moltissimo il lavoro fatto da Phoebe Waller-Bridge, che secondo me è uno spartiacque proprio a livello di scrittura, ma anche di messa in scena di un personaggio femminile. Per te? Ti stavo dicendo Fleabag, Sì. sì, cioè non riesco, e diciamo che è proprio, guarda, ne parlavo ieri sera con una mia collega, peraltro una dell'associazione Amleta, stavamo parlando dei nostri idoli, no? Mhm. Lei parlava della Coleman a livello attorale, e poi ovviamente abbiamo tutte detto, poi sì, certo, ovviamente c'è Phoebe Waller-Bridge, cioè lei è diventata l'esempio, ma totale, cioè proprio a 360 gradi perché il suo talento l'ha portata prima a teatro a scrivere il monologo, poi a interpretarlo, poi a farci la serie, cioè è inarrestabile e Sì. quindi sì, il suo sguardo sul femminile ha cambiato le cose, ma non solo il suo sguardo sul femminile, il fatto di come poi lei, anche a livello produttivo, poi ha portato questa cosa Mhm. al pubblico, cioè eh, sì, lei è lo spartiacque. Poi io, per esempio, ultimamente ho lavorato principalmente con registe donne, perché prima c'è stata Cinzia Bommolla, adesso c'è Anna Di Francisca, sul set di Cinzia Bommolla c'era anche la direttrice della fotografia donna, quindi insomma ho praticato dei set più al femminile e guarda, anche sul set comunque è diverso avere come capa della Mhm. nave una donna o un uomo, cioè comunque c'è un qualcosa che è diverso, cioè non può essere uguale, appunto non c'è una direzione neutra, ecco. Hai citato Amleta, che è l'associazione della quale sei cofondatrice, che si impegna appunto a combattere la discriminazione e la violenza di genere nel teatro. Volevo sapere come stava andando, come stava proseguendo il lavoro collettivo che avete messo su. Ma guarda, prosegue. Noi, come sai, per raggiungere quegli obiettivi di cui tu parlavi, abbiamo tante attività. Il cuore dell'attività, ovviamente, è il contrasto alla violenza e che ha i tempi della giustizia, delle segnalazioni, Mhm. e poi avviene tutto in forma anonima, quindi comunque è un supporto quello che dà Mileta. Chiaramente poi noi non siamo avvocate, quindi poi ci rifacciamo a uno studio di avvocate che è Differenza Donna, che supporta e ci aiuta nel gestire, insomma, diciamo, le cause. Poi ci sono altri, quello che si diceva prima appunto di Phoebe Waller-Bridge, c'è una parte di Amleta che si dedica proprio alla drammaturgia contemporanea e ha creato proprio questo test che si chiama Test Amleta, che aiuta ad avere una lettura, diciamo così, sotto un'ottica di genere della drammaturgia contemporanea, non per dare una valutazione di bello o brutto, non è Mhm. quello il nostro intento, nessuno di noi è maestrina che vuol dare il voto, ma è proprio per vedere come su un testo si può leggere un testo attraverso un'ottica di genere e di inclusività, Mhm. fondamentalmente. E poi ci sono tante varie attività che portiamo avanti di rete con le altre associazioni per raggiungere i nostri obiettivi, che ovviamente non sono cose che si raggiungono così dall'oggi al domani, ma è un sassolino ogni giorno e le mie colleghe di Amleta sono donne
eccezionali, infaticabili, e anche perché siamo poi tutte volontarie, quindi Mhm. un collettivo, un'associazione comunque richiede tantissimo impegno e loro per me sono il faro, fondamentalmente. Correggimi se sbaglio, sei ancora in tournée con il Giardino dei Ciliegi o è Sì, 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 oggi è il mio quindi, giorno di pausa. Sì. ok, quindi appunto diretta da Rosario Lisma, Chekhov, com'è questa esperienza? Insomma, questo è un classico del teatro, ormai insomma, confrontarsi con un testo così importante. Noi siamo all'ultima settimana della tournée di quest'anno, poi Ok. verrà ripreso l'anno prossimo. Ora siamo a Roma alla Sala Umberto. Allora, confrontarsi con questo classico, ma io faccio varia all'interno del Mhm, Giardino di Ciliegi di Rosario Lisma e ovviamente prima di iniziare, noi abbiamo creato lo spettacolo ad agosto, prima di iniziare le prove abbiamo visto tutti i giardini di ciliegi fatti nel mondo e chiaramente il primo interlocutore in Italia è ovviamente quello di Streller, dove Varia veniva interpretata da una giovanissima Giulia Lazzarini. Quindi tu capisci, cioè io entro in scena pensando davvero, io ci penso ogni sera che quelle parole lì che io sto per dire sono state dette da Giulia Lazzarini diretta da Streller. Ecco, mhm. quindi questo diciamo entro in campo con una maglietta molto pesante, se non che devo dire la verità, Rosario ha avuto un approccio molto diretto col testo, cioè nel senso è vero, è un testo sacro, ma proprio perché è un testo sacro ed è universale, è anche per noi, cioè lo possiamo toccare anche noi e la sua lettura così concreta ci ha permesso, mi ha permesso di entrare più liberamente nel testo e capire, se così si può dire, questo personaggio per la prima volta, cioè Varia, che è questo personaggio, diciamo così, tutto in potenza, che poi Mhm, alla fine perde la sua possibilità di una vita diversa, è struggente ed è universale e mi prende in un momento anche molto vicino, cioè nel senso, non per l'età, perché mhm, ovviamente all'epoca erano più giovanissimi, quelli del Giardino dei Ciliegi, noi abbiamo spostato un po' più avanti l'età, però l'idea che cioè, l'occasione o il coraggio che tu hai per cogliere quell'occasione possa svanire è una cosa che credo che sia universale, tocchi un po' tutti e che questo confronto con l'altro, come si diceva poi prima, è quello che fa la differenza fondamentalmente tra una vita in apertura o una vita che si autochiude. Infatti Varia stessa dice me ne vado in convento. Non mhm, andrà in convento in realtà, però l'idea è quella di rinchiudersi, di chiudersi, di seppellirsi fondamentalmente da viva. Ecco, mhm. quindi è credo universale e toccante e il giardino è vabbè, non è che lo dico io, però insomma è un capolavoro, è l'ultimo Chekhov ed è la quintessenza dei temi di Chekhov e Mhm. parla del tempo, quindi voglio dire, noi, cioè, è l'unica cosa Sì, che ci accomuna tutti è è il tempo, vero. il passare del tempo. Ti faccio un'ultima domanda. L'ultimo Sì. film che hai Scusa poi se visto? parlo troppo, Ma però scherzi, in io poi realtà è un riprendo di piacere. fare. No, in realtà è un piacere. L'ultimo film che hai visto che hai amato, che può essere un film uscito al cinema o un film che hai recuperato, magari anche un film che non avevi mai visto e che hai visto magari in streaming. No, ho visto L'ultima notte di amore. È l'ultimo che ho visto perché nei giorni di pausa, cioè stasera spero di andare a vedere Delta e L'ultima notte di amore, guarda, è stato eccezionale, È un gran bel film. veramente eccezionale. Un film stupendo, attori fantastici, poi io conosco insomma Linda Caridi, Camilla Semino Favro che sono spettacolari e sai cos'è che è stata la cosa? Vabbè, a parte il film costruito benissimo, a partire dai titoli di testa, Mhm, perfetto. La cosa che mi ha lasciato è che ero con i colleghi della tournée, ovviamente, perché insomma siamo sempre insieme, e cioè, sono uscita la cosa che ho detto, oh, ma sai che ho voglia domani sera di andare in mm. scena? Cioè, quando vedi gli attori così bravi, dici, ok, dai, ho voglia ancora di recitare, ti fanno proprio venire voglia, quindi è stato un piacere, veramente un piacere. Vero, un Quindi gran questo è bel l'ultimo. film. Poi Sì, sì. cioè, ho un elenco di film da recuperare che nemmeno ti sto a dire. Ho visto The Whale, adesso devo vedere La stranezza che ancora non Mhm. sono riuscita a vedere. Insomma,
ci provo, ma È giusto, insomma, sono sarà il lavoro, i film che fai tu è normale che ogni tanto No, ma qualche sai cos'è? tappa. Che proprio ti manca il momento, perché è un po' solitario andare al cinema al mattino, al pomeriggio, cosa che io amo, Mhm. però devi proprio prenderti Sì, un certo. momento. La sera non c'è perché in questo momento sono a teatro, però insomma mi devo aggiornare e mi aggiornerò. Benissimo, grazie infinite per il tuo tempo, è stato davvero un piacere. Grazie a te. Grazie.